Wayu, ciao, benvenuto bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi, come state vedendo, siamo a Milano. Proveremo i nuovi fast food di Milano. Lasciate subito un bel mi piace, arriviamo ad una bella cifra perché ultimamente non mi state piacendo. Lasciate 5.000 mi piace per altri video qui da Milano e non solo. Consigliatemi altre zone d'Italia, iscrivetevi al canale e soprattutto lasciatemi un commento qui sotto con il vostro fast food preferito di Milano. Andiamo subito dentro con il primo. E allora il primo fast food che andremo a provare in questo nostro viaggio culinario a Milano è Jollibee. Jollibee è la casa del pollo fritto più croccante e succulento che ci sia e ovviamente non potevo far altro che sceglierlo per primo, visto che amo il pollo. Jollibee è famoso in tutto il mondo per saper unire tradizione e innovazione del gusto per soddisfare qualsiasi palato. È stato fondato nel 1978 nelle Filippine. Jollibee è diventato presto leader del mercato nel settore del fast food. Siamo davanti al touchscreen per andare a vedere un attimo il menu prima di tutto perché io non lo conosco proprio, però come vedete mi ricorda molto quello di qualsiasi altro tipo di fast food tipo il McDonald's, il KFC, il Burger King. Vediamo subito: chicken nuggets, chicken banana. Cominciamo a prendere 6 chicken nuggets dal costo di 5,60 €, perfetto, cioè partiamo già alla grande. Poi andiamo sui chicken joy, 2 PC, credo che siano 2 pezzi di alette di pollo, patatine fritte medie, 3 pezzi di tenders, già stanno a 17 €. Bene, ok, però ci sono anche le chicken tenders. Allora ragazzi, nel menù c'è anche chicken joy with spaghetti, che è un'altra cosa loro caratteristica, e il chicken wrap, però per il momento va bene così. Provo subito le patatine. Non so se si sente, ma sono molto crunchy e sono anche diverse da quelle del McDonald's. Voglio prendere il McDonald's come punto di riferimento. Se no sono pure più buone. Andiamo con la crocchetta di pollo, la nuggets. Ma c'è questo. Ma com'è buono? Allora, in senso assoluto, senza ketchup, è buona proprio. Mi piace, guarda, il pollo è proprio buono. Sincero, buono. Adesso ne provo un'altra con la salsa. Anche se devo essere sincero, la preferisco senza. Buono proprio, top. Sono diverse che quelle del Mac, forse dentro sono un po' più vuote. Invece qua c'è più la patata dentro. A proposito di patata. Ok, allora adesso vado dentro con questo, che in pratica non so cosa sia. Il pollo. Ma che è su cosa? Questa è la tenders, quindi questa è una letta di pollo. Ma perciò oggi vado così assai, voglio. Ma oggi capito che io mi sa che la letta di pollo, quella piccolina che prendo dal McDonald's. Mamma mia, che mi schiatta proprio allora. Signori, io vi dedico un bel morso su quest'ala di pollo. Crunchy e crunchy, guardate qui come si sfila il pollo bello chiaro chiaro dentro, Allora, essere buono è buono, ma io ero partito con l'idea del pollo, della letta di pollo. Questa è proprio una cosa, questa è proprio pollo. È buono. Ci stanno queste parti di fuori, vedete, questa tipo più crunchy, sentite? E poi c'è la parte più tenera dentro. Oh. È buono, è una nuova esperienza. Non siamo abituati a questo, voglio a Napoli, cioè non ho mai visto così. Qua crediamo è passare varie orette a Berti. Qua finché la barca va, lasciala andare. A me non fa impazzire, dico la verità. Prova l'ultima, la tenders. Pollo fritto croccante. Nemmeno questa. Non ne sono brutti, però a te c'è un sacco di piccante. Poi ti sento, c'è l'impanatura di fuori, come se fosse un po' secca. È buona. Allora, essendo la casa del pollo fritto, lo curano particolarmente, cioè si vede proprio. Sono specializzati in questo e lo fanno bene. È piccante ma al punto giusto, cioè a me non piace il piccante, voglio. Però devo essere sincero, questo è piacevole, perché veramente al punto giusto, cioè lo senti e non lo senti. È proprio per dare quel pizzico di sapore in più, una spinta in più. Signori, siamo al secondo fast food di questo nostro tour culinario. Siamo da Margi Burger. Ci è stato detto che è la prima hamburgeria di Milano, quindi dobbiamo soltanto provare. Però per il momento andiamo a leggere un attimo il menù, che è composto da hamburger Margi, chianina cheese bacon, chianina cheese, chianina bacon, chianina doppio cheese bacon burger, doppio cheeseburger, doppio bacon burger, doppio burger, cheese bacon burger, vabbè, tanti burger in su. Poi Würstel Margi, hot dog, WW, miu miu, Würstel, Würstel, che da quello che ho letto dovrebbe essere la loro specialità. Cream Würstel, Lendiger, panini speciali di Margi, panino con bisticca di cavallo. Non ho mai mangiato carne di cavallo. Non lo so se oggi sarà la prima volta, capiamo sta cosa. Special crudo, boscaiolo, cosacco, special Praga, 4 formaggi, beignet, campagnolo, penelope, cucciolo, carpaccio, gamberetti, vizietto, vabbè, tutti quanti quelli che leggete. E poi ci sono i panini con la salamella, che è una cosa molto molto tipica qui, soprattutto fuori gli stadi. Si mangia parecchio la salamella qua a Milano. Salamella special, salamella friarilli e mozzarella, salamella friarilli e scamorza. I prezzi stanno a fianco, li state leggendo. C'è anche la stuzzicheria, poi giustamente patatine fritte, crocchette di patate, oliva alla scolana, nuggets di filetti di pollo, vabbè, birre in bottiglie, le bibite alla spina, vini, bollicine, caffetteria. Adesso ci facciamo consigliare
le loro prelibatezze e capiamo un attimo cosa mangiare da margi. Proviamo subito questi nuggets di filetti di pollo. Bella impanatura, già si può vedere, bella croccante, già si vede che sarà croccante, molto scura. Completamente diversi rispetto al fast food precedente. Sono molto più croccanti e sono pure più cucenti, però secondo me queste cose sono più buone. Sta salsa non so che salsa è. Vorrei evitare di fare guai con stomacami perché già sto mezzo e mezzo oggi. Allora è arrivata la salamella, è arrivato il burger. Mamma mia, mamma mia. Guardate la sezione di questo panino. È uno dei panini più alti che io abbia mai visto. C'è questo hamburger di pianina a 200 grammi. Poi c'è bacon, salsa, insalata e pomodoro. È anche molto buono, voglio. È un bel panino proprio. È un tipo di pane diverso rispetto a quelli che siamo abituati a mangiare. Oserei dire che è un po' più secco, però secondo me è proprio la particolarità del pane. Però è proprio buono, voglio. Buono. Ora però è il turno della salamella con i friarielle. Guardi, questa è una specialità, Abbiamo scelto il pane di grano duro, cioè quello là un po' più duro. Guardate qua. Ah, l'uoglio di friarielle. La salamella, ragazzi, è a salsiccia, come una cosa tipica fuori gli stadi. Wow, buona pure questa. Bello salsiccia e friariello, con un bel pane croccante, penso che avete sentito con quel crunch. Da pausa pranzo top, sincero. Allora, adesso assaggiamo la salamella con il salame. Buono, Belle, come pane, mi piace così, croccante. Tra l'altro non mi ricordo il prezzo, però dovrebbe essere intorno ai 5 euro. E per una pausa pranzo ci sta, ragazzi, 5 euro. È onestissimo. Tra l'altro considerate che è diviso a metà. Un panino con la salamella e questo più questo. Quindi è più lungo, è proprio uno sfilatino. Quindi ci sta. Ragazzi, terza tappa del nostro tour culinario tra i fast food emergenti o comunque non conosciutissimi di Milano. Toast House. Il nostro amico Simone Berlini e non solo. C'è un team di ragazzi napoletani che insieme a Simone Berlini hanno pensato di creare appunto questa realtà. Io vi invito a provarla perché magari sarà un po' di parte, ma non perché c'entra Napoli e Simone che è nostro amico, nostro fratello di Napoli, ma perché già l'ho provato diverse volte e già so quello che andrò a mangiare. Rispetto ai fast food che abbiamo provato prima, in questo caso proveremo ovviamente la particolarità di questo fast food, ossia il toast. Diciamo che i nostri migliori tosti che abbiamo sono il club sandwich, la riccia, il fried chicken e il pulled. Sono quelli che vanno proprio al top. Poi va in base ai gusti. Mi dici tu quello che preferisci, puoi anche comporlo tu se preferisci, hai anche la modalità per comporlo con 3 tipi di pane e puoi scegliere quello che ti è più comodo a te. Si vede dalla mia faccia che sono molto contento perché siamo in uno dei posti del cuore di Milano, in un bel fast food. Ragazzi, guardate già la faccia di questo toast. Allora, questo è il club sandwich, in pratica il toast per eccellenza. C'è pomodoro, insalata, straccetti di pollo e bacon. Ah, e beh, maionese. A parte la freschezza dei prodotti, si vede e poi in bocca si sente. Guardate quanto è pieno questo toast. Spesso si vedono in giro video sul web dove ci sono dei toast striminziti, tagliati male, riempiti solo avanti, riempiti solo dietro. Io me lo apro, guardate qua, è completamente pieno. Guardate qua, le foglie di insalata ancora bagnate. Guardate i pomodori, belle fette di pomodoro, belle piene. Ma io così si fanno i toast, così si preparano le cose. Bello pieno, guardate che sezione, avanti, indietro, poi come si dice a Napoli, arruscato. Guardate il pane, bello arruscato, bello cotto. Questo è uno dei miei preferiti, anche se gli altri mo vi faccio vedere. Mamma mia, venitelo a provare e poi mi fate sapere. Invece quest'altro che sarebbe il pulled pork, patate, carne pulled pork, buonissimo, patate fresche. Buono. Allora, tra i due, solo per il mio gusto personale, preferisco il primo, perché ci stanno degli ingredienti che io preferisco proprio in estate: pomodoro e insalata. È clamoroso comunque. È un progetto veramente bello. Infatti mi fa piacere aver inserito anche questo fast food all'interno di questo video. Patate e porchetta da riccia con maionese. Guardate qui, anche in questo caso, quanto è bello farcito, quanto è bello gonfio, sia avanti che dietro. Mamma mia. Allora, io ultimamente sono stato da riccia, ho provato la porchetta, probabilmente questa è molto meglio di quella. La vedo più suffusa, non è secca, veramente. Ah, poi c'è anche la maionese però. Che la rende molto più scioglievole.
Mamma mia, veramente spaziale. Le patate buonissime, la porchetta veramente il top. La maionese e quel tocco di casa, a me non piace la maionese, però in queste circostanze accompagna bene. Se ci fosse stata anche la scamorza, perché nel menù è prevista anche la scamorza, solo che lui non la può mangiare, quindi l'abbiamo tolta, secondo me sarebbe stata proprio spaziale veramente. Comunque buonissima. Fidatevi, venite qua, stazione centrale di Milano, Toast House, è una goduria pura. Prosegue il nostro viaggio culinario, siamo oggi da Aio Tacos, penso che tra quelli che avete visto finora è quello un po' più conosciuto, quello un po' più famoso soprattutto a livello social, perché Aio, giovane TikToker di origini marocchine, ha vinto un contest a febbraio, quindi veramente da poco, da qualche mese, lanciato da Steven Basalari su TikTok proprio. Questo ragazzo ad ottobre del 2024 ha comunicato, essendo di origini musulmane, la sua difficoltà proprio a trovare un posto dove poter mangiare, viste la sua tradizione, viste le sue culture. E allora Steven ha voluto proprio lanciare questo contest e quindi ha dato vita al suo locale Aio Tacos, che praticamente è un fast food che tratta soprattutto i French tacos. Poi come state vedendo comunque il locale è molto carino, è abbastanza piccolo, non ci sono tantissimi posti, però è accogliente, è bello, ci sono questi colori blu e rosso un po' ovunque. Come state vedendo anche dal menù ci sono vari tipi di tacos, c'è l'Aio Tacos che è quello là proprio diciamo originale di Aio, poi c'è lo Steven Tacos che così leggendo a occhio penso che sia stato fatto per Steven Basalari, infatti ci sono dei prodotti all'interno molto italiani come il parmigiano reggiano, il pesto, poi c'è il beef tacos e tanti altri come state leggendo. Ci sono anche le sfiziosità, infatti ho preso qualche cosa, adesso vi faccio vedere. Signori, ci siamo, ecco qui il nostro ordine. Ho preso le pop chicken hot, credo che siano delle pepite di pollo piccanti, e poi il nostro tacos, questo è l'Aio Tacos, quindi proprio quello là originale, perché siamo nel posto e quindi dobbiamo assaggiare per forza l'aglio. Io proverei prima queste pop chicken hot. Ma quando sono buone, sono le pepite, mi ricordano molto le nuggets, però sono più succose queste qua. Mamma mia come sono piccanti, non subito, ti arriva col tempo il piccante, si sente, mamma mia, adesso gli hanno a fuoco. Però io sono curioso di assaggiare il Aio Tacos, ma io il tacos veramente non l'ho mai provato in vita mia. Così, vedendolo così, da ignorante in materia, dico che è una piadina condita da pollo, insalata, pomodoro, ci ho fatto mettere ketchup e maionese, perché di base c'è un formaggio, il lavashir e l'aio cheese, all'interno di questi c'è il lattosio e quindi ho dovuto fare questa leggera modifica. Ma è buono proprio. Sto cercando di capire che cosa sono questi pezzettini gialli sul pollo. Sono stati conditi secondo me da qualche spezia. Ma è vero che c'è ancora il forte in bocca del chicken, però c'è qualche cosa sul pollo. Ma è buono proprio. L'unica cosa io non vedo il pomodoro. Io l'avevo messo però. Ah, forse praticamente il pomodoro e l'insalata stanno nella stessa categoria. Probabilmente non mi fa selezionare due ingredienti della stessa categoria. Io l'avevo messo pomodoro fresco, stava scritto. La piadina, come vedete, è piastrata. Ha questa piastratura particolare a rombo, diciamo. Per una pausa pranzo ci sta. Anche perché dovete sapere che questo locale si trova a pochi passi dalla Bocconi e dai Navigli. Comunque è una zona abbastanza praticata, sia dai giovani e sia dai turisti. Quindi ci sta che tiene a fare un giro qua. Si trova in Viale Col di Lana. Fateci un salto. Guardate che comunque è un giovane ragazzo, è un giovane imprenditore che si è messo in gioco. Steven gli ha dato una grossa mano, così come l'ha fatto magari in passato con Donato. Però se non c'hai la qualità, se non c'hai l'arte, se non c'hai le idee per poter fare una cosa del genere e far provare la tua cucina alle persone, non va da nessuna parte. E a proposito di piadina, concludiamo questo video dei fast food più esclusivi di Milano con la piadineria. Allora, non è prettamente milanese, però a Milano è molto più quotata rispetto a noi del sud, perché magari quando c'è la pausa pranzo in ufficio scendono i dipendenti e vanno alla ricerca di cose molto veloci da mangiare, e una di queste è proprio la piadineria. Ecco la mia piadina, ma come avete visto dal menù ci sono tantissime variazioni, ovvero con il pollo, i salumi e tantissime altre maniere. Si va dalle classiche alle speciali, le delicate, il pollo rollo. Io ho preso una classica proprio, prosciutto crudo, insalata, e poi ci dovrebbe essere la mozzarella che sta qui sotto, ed eccola qui. Ho speso in totale, inclusa una bottiglia d'acqua, 8,50 €. Assaggiamo la piadina.
e tanta roba. Sono i sapori classici. Si può scegliere anche mozzarella di bufala DOP. Io ho scelto la mozzarella normale, altrimenti veniva troppo pieno di latte, troppo inzuppato. E comunque buona. Ah, un'altra particolarità è che ci sono anche le piadine dolci con Nutella, la crema di baci perugina se non erro, e si può fare sia in formato piccolo, ovvero in formato baby, o in formato più grande, ovvero la classica. Waiu, finisce qui questo tour culinario a Milano dove abbiamo provato praticamente i posti più esclusivi dove si mangia appunto fast food. Vi devo dire la verità, mi sono molto divertito ma anche impegnato a cercare i posti e a girare la città, perché poi comunque non è che stanno vicini gli uni agli altri, comunque abbiamo girato tutto Milano a piedi, infatti abbiamo fatto tipo 20 km in un solo giorno. Quindi ragazzi, lasciate tantissimi mi piace, perché se no ce lo meritiamo. Iscrivetevi al canale e fateci sapere qui sotto nei commenti se ne vorreste altre in altre città e quali città. Vogliamo girare il mondo comunque. Ah, ok. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. E Waiu, ciao.